Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Salve a tutti, benvenuto Marco Testoni. Allora, oggi abbiamo un ospite con cui sarà interessante parlare proprio a 360 gradi di musica per il cinema, ma anche di didattica, ma anche di festival, perché il nostro ospite è il maestro Giampaolo Schiavo, direttore del Conservatorio di Monopoli, che è intestato a una figura a noi, insomma, un pochino cara, Nino Rota, quindi il Conservatorio Nino Rota di Monopoli, nonché anche presidente della giuria della sezione musica di un festival che comincia a diventare storico, perché di edizioni passate ne ha parecchie, Sud-Estival. Allora, importantissimo, giunto alla sua 25esima edizione, quindi veramente un festival di grande prestigio, ma al suo interno, dalla bellezza di 5 anni, ha istituito un premio dedicato proprio alla colonna sonora, quindi ci riguarda in prima persona, e con un premio che si chiama Premio CD d'Argento Gianni Lenoci alla miglior colonna sonora, che è stato assegnato da una giuria ovviamente di qualità cinema nazionale del Conservatorio, e negli anni sono stati premiati nomi che comunque noi abbiamo anche in parte intervistato. Ne cito qualcuno: Luca Obu Geiger, Sì. che aveva creato la colonna sonora per il film Gli ospiti di Svevo Moltrasio, Bruno Falanga con Per niente al mondo di Ciro D'Emilio, e poi anche Valerio Campolini Fagioni per Una femmina di Francesco Costabile, e poi il nostro carissimo abitué Pericle Odierna per le musiche di Picciridda con I piedi nella sabbia di Paolo Licata, nonché prima edizione Simon Luca Leitenperger, spero di averlo pronunciato bene, per la colonna sonora di La cosa migliore di Federico Ferrone. Quindi comunque un premio importante a giovani e a, diciamo, veterani della musica applicata alle immagini, quindi date un occhio e un ascolto ben preciso a Sud-Festival. Allora, io direi di far entrare i nostri ospiti a partire da un non ospite, cioè che è Pierluigi Pietroniro, il nostro battitore libero. Ciao Pierluigi. Ciao Marco, ciao Massimo, buonasera a tutti quanti, i nostri assidui spettatori, e che bello essere il non ospite, è la cosa che mi piace di più. Allora, la voglio scritta qua sotto in giallo la prossima, il non ospite per Luigi Pietroniro. il sottopancia sarà quello. Andiamo a aprire la quarta finestra. Benvenuto maestro Giampaolo Schiavo. Grazie dell'invito, buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta, e sono veramente onorato di poter dare il mio piccolo contributo a questa interessantissima trasmissione. Grazie. Noi abbiamo detto all'inizio, insomma, abbiamo anticipato che il professor Schiavo è il direttore del Conservatorio di Monopoli, che è appunto intitolato a Nino Rota. Quanto pesa questo nome nella vostra esperienza didattica in quel vostro conservatorio? Beh, pesa sicuramente, perché non saremo mai abbastanza all'altezza della sua grandezza, ma anche e soprattutto non saremo mai abbastanza grati al maestro Nino Rota di aver voluto un conservatorio in una città non capoluogo di provincia come Monopoli, prima come sezione staccata del Piccinni di Bari, e poi divenuto autonomo negli anni 2000, ed era assolutamente un debito di riconoscenza, ma una cosa assolutamente dovuta, che fosse intitolato a Nino Rota il conservatorio. Nel 71 un uomo di cultura della città di Monopoli volle quella sezione staccata, e quindi nel momento in cui siamo diventati autonomi il nome è venuto da sé. E peraltro voi avete una cattedra di musica per immagini, ormai mi dicevi da un po' di tempo, peraltro tenuta da un compositore che noi conosciamo bene, ma lascio a te parlarne, ecco. Sì, l'altra cosa che non poteva mancare al Conservatorio di Monopoli era una cattedra che avesse a che fare con una dei filoni dell'arte del maestro Nino Rota, che era la musica per le immagini. E quindi da qualche anno al Conservatorio di Monopoli c'è una disciplina specifica che è la composizione applicata alle immagini. E in questo
periodo è titolare il maestro Paolo Vivaldi, che credo che tutti possano conoscere nell'ambito cinematografico delle fiction televisive, ed è una persona che sicuramente si sta spendendo perché questa nuova disciplina possa essere richiesta anche da altri studenti nei prossimi anni. Posso fare una domanda, poi lascio la parola a Massimo perché mi viene proprio dal cuore, no? Non ce ne sono molte di cattedre di musica per immagini in generale in tutti i conservatori italiani. Non pensi che questo sia un ritardo proprio abbastanza evidente, considerato quanto ormai le produzioni musicali audiovisive siano importanti e siano anche un serbatoio di lavoro per molti musicisti, compositori? Ma i conservatori sono arrivati sempre in ritardo su tutto. Il conservatorio è arrivato in ritardo sulla musica jazz, il conservatorio è arrivato in ritardo ancora oggi con la musica più di consumo dei giovani di oggi, e il Conservatorio di Monopoli ha un dipartimento di nuovi linguaggi musicali anche con il pop rock. Il conservatorio è arrivato in ritardo rispetto al mondo esterno, che invece ha riconosciuto alla musica una dignità maggiore in tutte le arti visive e non, che praticamente non ne può fare a meno. Invece probabilmente il conservatorio o la musica accademica ha immaginato che determinati linguaggi fossero da tenere un po' in disparte, ma adesso probabilmente recuperiamo. E se posso intervenire a questo riguardo, proprio su questo discorso, perché ancora conosco gente, colleghi, amici che dicono però in conservatorio il jazz no, in conservatorio il pop rock no. Io ho detto attenzione, perché il mondo cambia, i linguaggi cambiano, si ampliano, e il fatto di allargare un bacino d'utenza in un momento in cui invece purtroppo chiudono orchestre, chiudono i teatri, c'è grande crisi culturale, quell'aprire quel bacino d'utenza è un volano per farli avvicinare, tornare, e io questo lo provo direttamente con gli alunni di pop rock che vengono a fare l'introduzione al violino e si entusiasmano conoscendo uno strumento che non avrebbero mai pensato di prendere tra le mani, di cui non conoscevano nulla, e quando scoprono la bellezza di emettere un suono con quello strumento così particolare, anche se è molto difficile e complicato, si avvicinano, si aprono, e questo è secondo me la funzione grandiosa dell'istituzione, che deve dare a 360 gradi informazioni. E se invece noi, diciamo così, accademici, restiamo chiusi nella nostra piccola direzione, perdiamo utenza, perdiamo possibilità di avere poi alunni. Scusatemi, questa è una mia digressione. Io mi permetto un attimo soltanto di chiosare quello che diceva Pierluigi, al di là di questo, che è un discorso anche appunto di ampliamento di quello che è un bacino di utenza per i conservatori, ma io credo che sia un'offesa, per esempio, al maestro Nino Rota aver ritenuto per tanti anni di tenere fuori dai conservatori quello che per lui era comunque una nobile arte che ha praticato ai massimi livelli, e lui, da direttore del Conservatorio di Bari per tanti anni, magari non ha avuto la possibilità di fare in modo che quella disciplina potesse essere avvicinata da tanti giovani, e poi probabilmente, qui faccio un piccolo appunto, ne abbiamo visto le conseguenze, perché molti si sono improvvisati a scrivere le musiche per i film, e non avendone le competenze, non avendone le basi, non avendo studiato quello che naturalmente ha necessità di studiare un compositore anche per le immagini, sulla base del contrappunto, sulla base della conoscenza di Bach. Ci sono fior di musicisti che poi hanno costruito la loro carriera anche come musicisti di musica applicata. Tra l'altro mi aggancio a queste considerazioni, perché Giampaolo Schiavo è stato amicissimo, diciamolo così, proprio a stretto contatto con uno dei grandi compositori del nostro passato, che certe volte si dimentica insieme ad altri,
E tra l'altro l'ha fatto nel conservatorio tantissime masterclass. Parlo di Armando Trovaioli, la voce popolare romana, ma non solo, un amante di jazz e di grandi melodie. Ma io mi riferivo proprio a quello quando parlavo, avevo ancora nelle orecchie quello che Armando davanti agli studenti fece sentire il tema di Giuditta. Che bellezza. E lui disse testualmente: sotto c'è Bach e sopra c'è Roma. Facendo sentire che cosa, come era stata costruita quella cosa, e dicendo agli studenti: per scrivere, non pensate che per scrivere una canzone o per scrivere una musica per un film o per una cosa non dobbiate conoscere l'armonia, non dobbiate conoscere il contrappunto, non dobbiate conoscere la musica sulla quale poi abbiamo studiato tutti quanti. E lui è stato varie volte al Conservatorio di Monopoli e devo dire poi mi ha onorato con un'amicizia che è diventata, diciamo, fraterna fino agli ultimi momenti della sua vita, e ancora tuttora ho un legame fortissimo con Maria Paola, che molto spesso è venuta a Monopoli, anche quando l'anno scorso abbiamo ricordato Armando con un concerto tutto dedicato alle sue musiche. Che bello. Diretto da Paolo Vivaldi con l'orchestra ritmico-sinfonica del Conservatorio di Monopoli. Che personaggio era Armando Trovaioli? Io non ho fatto in tempo purtroppo a lavorarci per un pelo, perché lui lavorò su un film di Vanzina, io non sono riuscito a farlo quello. Insomma, si dice che era un tipo piuttosto fumino. Un incazzoso simpatico. Era proprio... Beh, un altro romano, un altro Morricone, insomma, sì, pane al vino al vino, diciamo, ecco, a Roma. Sì, ma veramente non aveva peli sulla lingua, ma era anche quando era burbero riuscivi a coglierne il lato umano, riuscivi a capire che in quel momento ti stava cazziando, ma ti stava cazziando per il tuo bene. Con la perenne sigaretta appesa tra le labbra. Noi ancora ci lavorai quando ancora in studio di registrazione ancora si poteva fumare, pensa tu. Comunque quella generazione lì, Piccioni, Trovaioli, Rizzo Ortolani, era proprio una vedi, ecco, vedi, sto pensando che credo l'ultimo concerto Armando l'ha fatto proprio con l'orchestra di Santa Cecilia al Parco della Musica, dove ha suonato un concerto. Che cosa ha fatto? Ha fatto Mozart, mi pare, un concerto di Mozart, mi pare, vero? Cioè, voglio dire, capito a che livelli siamo? A che livelli? Sì, no, e lui fu quello che portò il jazz alla Rai, quindi insieme a Piccioni, peraltro, quindi proprio uno pioniere, sempre pioniere. Sì. Ecco, lui devo dire, ecco, riguardo a questa cosa, lo vedo veramente come un forte parallelo con Legrand che abbiamo visto sabato scorso, perché c'era questo amore per il jazz, del jazz sconfinato, aveva la melodicità italiana che tutti conosciamo, aveva la conoscenza dei grandi musicisti. Ecco, lui dice Bach, esattamente. Io ho avuto modo di arrangiare alcune sue cose prese per un disco di canzoni romane che mi avevano chiesto per la Tosca di Magni, di cui fece le musiche, e andando a studiare le sue musiche, i suoi arrangiamenti, è altro che Bach, esce fuori tutto il mondo della musica, straordinario. Vorrei ritornare un attimo sul conservatorio, perché di Monopoli, perché all'interno del conservatorio voi avete uno studio di registrazione che peraltro è stato poi intitolato anche un musicista, perché non è scontato. Devo dire che essere a volte piccoli o periferici può anche aiutare, perché aguzza l'ingegno e cerchi di essere sempre al meglio, e quindi cerchi di trovare delle soluzioni e delle possibilità che magari in un ambiente un po' più oramai istituzionalizzato, con una grande tradizione alle spalle, si vive un po' di rendita. Noi come Conservatorio di Monopoli, posso dire noi perché io sono stato prima per 10 anni il fiduciario del direttore del Conservatorio di Bari quando ancora era sezione staccata, poi sono stato il primo direttore del conservatorio divenuto autonomo nel 2000, sono stato
fino al 2012, quando scadevano i miei mandati possibili. Poi sono stato per 6 anni al Conservatorio di Bari come direttore, e poi sono tornato a casa nel 2021 e da allora sono di nuovo lì. Dicevo, posso dire, parlare della storia del Conservatorio di Monopoli, di questo piccolo embrione che poi è cresciuto e si è dato da fare innanzitutto con un grande entusiasmo all'epoca, proprio per arrivare anche al discorso dell'autonomia. Tutti i docenti, che erano particolarmente giovani, appassionati, hanno cercato di dare il loro contributo. Poi abbiamo avuto bisogno di spazi, e quindi anche grazie all'allora Ministero, con un contributo insieme al contributo del Comune, ci hanno dato una nuova sede che ha anche all'interno un teatro auditorium, e dentro questo teatro auditorium ricostruito, riadattato, c'era sembrato assurdo non avere uno studio di registrazione, anche perché avevamo in animo di creare poi quel filone con la musica applicata o con i nuovi linguaggi, che non può, prescindere dalla esistenza di uno studio di registrazione, che proprio venerdì, come dicevi tu, è stato intitolato a un nostro collega prematuramente scomparso, che era Danilo Minotti, che era uno dei maggiori chitarristi di molti cantanti pop importanti come Claudio Baglioni. Questo studio di registrazione è molto frequentato dagli studenti, naturalmente, che fanno insieme anche a Paolo Vivaldi, per quanto riguarda le sue discipline, molto uso di questa tecnologia che cerchiamo di adeguare anno per anno. E appunto da quest'anno, siccome io per colpa di questi due signori qui che ho realizzato quel mio manuale che ti ho fatto avere, e appunto stiamo cercando con Giampaolo di dare vita a un bel progetto proprio legato a quel discorso del manuale del turnista, ma appunto di un approccio professionale per gli studenti del conservatorio, mettendo insieme tutte le discipline, appunto composizione per le immagini, la registrazione, l'orchestra, i direttori, i tecnici, tutto quanto, per fare una simulazione di quello che potrebbe essere la realizzazione di una colonna sonora. Insomma, e qua ritorna la funzione didattica, la funzione formativa, ma anche la funzione di avviamento al lavoro che deve avere un conservatorio, di instradare i ragazzi che, come si diceva prima, oggi chiudono le orchestre, chiudono gli studi di registrazione. Lavorare con la musica è diventato ancora più difficile, però ci sono tanti mestieri, tra virgolette, con la M maiuscola, legati alla musica, che ancora probabilmente hanno bisogno di essere conosciuti dai ragazzi per poter dar loro un futuro, una prospettiva. Assolutamente. Tra l'altro venerdì avete dato anche una laurea honoris causa a Maurizio Fabrizio, tra l'altro, che purtroppo mi sono morso i gomiti di non poter essere lì, perché è un autore che adoro, veramente un sempre per autore. Il Dipartimento dei Nuovi Linguaggi, che l'ho voluto ringraziare anche per una masterclass che ha tenuto in autunno proprio per i ragazzi della composizione per appunto del pop rock, e abbiamo assegnato questa laurea ad honorem a Maurizio Fabrizio. Paolo, io avevo una domanda, perché in riferimento poi al Sud Festival, cioè questo Sud senza festival mi viene festival, ma perché dopo 25 edizioni, solo da 5 anni, avete, o chi per voi, avete deciso di introdurre finalmente un premio alla colonna sonora? Perché, come dicevo prima, ci sono delle cose che arrivano in ritardo. Il Sud-Festival, io posso parlare per quello che naturalmente è l'ambito in cui mi viene chiesta una collaborazione. Il Sud-Festival nasce come un festival, adesso è cresciuto tantissimo, tant'è vero che si chiama proprio il Festival lungo un inverno, perché comincia a metà gennaio e finisce a metà marzo, quindi c'è una serie di iniziative, tra appunto masterclass fatte da registi, attori famosi, più o meno famosi, emergenti,
E probabilmente chi ha ideato questo Sudestival, che è appunto il professor Michele Suma, dopo anni diciamo di essersi concentrato più sugli aspetti naturalmente più importanti, chiamiamoli così, o più significativi di quella che è l'arte cinematografica, si è resa conto che c'era anche la musica all'interno di questo mondo e diciamo ha chiesto al conservatorio di essere partner in questa avventura, creando proprio una sezione ad hoc. E anche in questo devo dire che diciamo in un evento che non è propriamente felice, cioè quello di aver riconosciuto anche a un figlio illustre di Monopoli, che è un nostro altro compianto docente del conservatorio, Gianni Lenoci, si è pensato di intitolare questo premio alla memoria di Gianni Lenoci. Gianni Lenoci era un pianista a tutto tondo, pianista classico, jazzista, compositore, insomma era una figura molto poliedrica da questo punto di vista, nato a Monopoli, cresciuto musicalmente al Conservatorio di Roma, poi era tornato come primo docente della classe di musica jazz quando fu istituita nei primi anni 90 al Conservatorio di Monopoli. E questo connubio dell'appartenenza cittadina di Gianni Lenoci ha dato anche evidentemente agli organizzatori del Sudestival l'idea di creare una sezione per la migliore colonna sonora. E da 5 anni stiamo facendo questa operazione di valutazione, diciamo, di questi film che ci vengono proposti e poi cerchiamo di fare delle cose originali e al tempo stesso che possano appunto meritarsi questo premio. Vogliamo ricordare anche i nomi degli altri due che fanno parte della giuria per le colonne sonore? Quest'anno è stata formata dalla professoressa Nasti, che è una nostra docente che si occupa proprio anche di spettacoli dal vivo per i bambini, sempre dal punto di vista musicale, e il maestro Francesco Angiuli, che è stato uno studente prima di Gianni Lenoci, adesso è un nostro docente sempre nella scuola di musica jazz. Ci sono stati anche Paolo Vivaldi, insomma altri diciamo colleghi che si occupano anche più specificatamente della composizione in genere o della composizione per le immagini in particolare. Mi ha stupito di questo festival, lo dico nel senso anche positivo, che cioè Monopoli dal punto di vista del turismo in una zona molto felice, eppure questo festival non è organizzato d'estate, che vuol dire tante cose, ma è organizzato appunto da gennaio a marzo, se non sbaglio. Quindi proprio sento il radicamento nel territorio di questo festival. Beh, devo dire che io da spettatore, soprattutto in questi anni, poi in questa piccola parte di presidente della giuria della sezione colonne sonore, ho visto crescere l'interesse in un territorio sempre più vasto. Il Sudestival ha anche degli altri appuntamenti nelle città limitrofe di Monopoli, ma si concentra molto su tutti i luoghi un po' culturali della città di Monopoli e soprattutto ha una benemerenza che è quella che ha avvicinato molto i ragazzi delle scuole a questa conoscenza. Ci sono sia proiezioni fatte specificatamente per le scuole, ma anche le altre giurie. Ci sono varie giurie che sono fatte dai ragazzini delle scuole elementari che valutano i cortometraggi, quelli diciamo animati, oppure quelli dei licei che fanno già una giuria di altro genere, e soprattutto queste masterclass che magari vedono
coinvolti gli studenti degli istituti superiori di Monopoli, che sono lì ad ascoltare con molto interesse. Quindi l'attenzione, infatti, che ci aveva colpito questa cosa, con Marco ne abbiamo parlato, cioè incredibile, perché di solito una cosa così viene fatta invece d'estate per attirare poi il turismo, questo ma invece volevo rispondere anche a questa cosa, eh, probabilmente proprio perché è un posto molto turistico nella sua accezione oramai contemporanea. D'estate probabilmente avrebbe meno impatto, nel senso che i turisti che frequentano oramai la Puglia sono quelli che fanno i turisti, non fanno altro nel periodo estivo. certo. Poi voglio dire una cosa che mi è sempre incuriosito, visto che io ho suonato a pochi chilometri da lì, a Polignano a Mare, dove cioè, ha dato i Natali. Polignano a Mare è un altro big che però non credo sia, non mi sembra di aver capito che sia molto amato dai polignanesi. Sto parlando di Domenico Modugno. Tu che sei lì, Giampaolo, mi confermi questo o è solo una diceria? No, te lo confermo, anche a ragion veduta, perché ho potuto anche parlare con qualcuno che, diciamo, è cresciuto almeno nei primi anni con Domenico Modugno. Era un rapporto strano di odio-amore per due motivi fondamentali. Uno, perché poi a un certo punto della sua vita, ancora giovane, lui si spostò con la famiglia in un altro paese del Brindisino, dove il padre credo facesse la guardia municipale, una cosa del genere. Adesso non vorrei proprio sbagliarmi, ma credo che sia così. E quindi si era un po' distaccato dalle sue radici polignanesi. Il fatto che nel Salento, che comincia a essere già da Brindisi in giù, si parli un dialetto che assomiglia abbastanza al siciliano, lui quando è arrivato a Roma si è spacciato per siciliano per poter avere diciamo un accreditamento maggiore, perché se diceva vengo da Polignano a Mare, oggi Polignano è conosciuta. Certo. All'epoca di Domenico Modugno Polignano innanzitutto non era la cittadina anche turisticamente curata come è adesso, ma sicuramente non era conosciuta da nessuno, avrebbe diciamo fatto un buco nell'acqua nel dire questa cosa. E siccome questa cosa è arrivata alle orecchie dei suoi concittadini polignanesi, questa non gliel'hanno diciamo perdonata. Negli ultimi anni è tornato a rinsaldare di nuovo una pace, perché prima che morisse, quando già stava male, c'è stata una grande festa a Polignano con la sua presenza. Lui è tornato, c'è pure la statua, se non mi ricordo male, c'è una statua. È proprio una statua con lui con le braccia aperte nell'atto di volare. E poi per alcuni anni credo sia stato fatto qualcosa che riguardi la figura di Domenico Modugno, anche grazie credo all'interessamento pure della moglie, della vedova. Questa cosa mi fa morire, perché se penso che lui è andato a Roma spacciandosi per siciliano, come quando invece io ed altri siamo andati negli anni, fine anni 80, primi 90, a fare cinema a Roma spacciandoci per romani. Tu pensa un po'. No, comunque, te lo posso dire, non ti è riuscito, Massimo, si sente perfettamente la tua scalata. Non ero fra quelli. No, comunque è bellissimo. Però se guardiamo molto spesso anche le cose televisive di Modugno, lui parla spesso in siciliano, ha molto spesso interpretato ruoli da siciliano, insomma. Poi la canzone quella famosa sulla tonnara, no? Non mi ricordo il titolo qual era. Visci Spada. Visci Spada, quello è siciliano se non vado errato, quindi c'era anche tre somari e tre brigandi e tre somari sulla strada di Girgento. La baronessa di Carini io mi ricordo da bambino la baronessa di Carini cantata tutta in siciliano. Ma pensa che quando l'hanno fatto interpretare in televisione in una fiction, a chi l'hanno fatto interpretare? Domenico Modugno a
Giuseppe Fiorello, quindi figurati. Allora diciamo che... Comunque devo fare i complimenti alla Puglia, perché a parte che negli ultimi anni, tra un festival di musica applicata alle immagini ad Ostuni, dove sono andato ospite con Fabio Frizzi e tanti altri, ma poi c'è questo festival, la Puglia Soundtrack Award, che è un festival internazionale creato da un francese, il compositore Cyril Morin, ma a Carovigno. Quindi veramente c'è un fermento nei riguardi della musica applicata incredibile. C'è anche la Puglia Film Commission, che è una delle commission più grandi, più attive, diciamo, dal punto di vista anche oramai delle location, come si dice oggi. Oramai la Puglia è in tutti i film, gettonatissima. Ci sono, diciamo, molti posti molto caratteristici, molto, diciamo, cinematografici, quindi insomma è straordinario. ne girano molti di film in Puglia da un po' di tempo a questa parte, anche grazie alla Puglia Film Commission. E poi anche a quel genio e di cinema e di musica che è Checco Zalone, come si fa a chiamare, che è originario di lì e ha lavorato tanto per la sua regione. Ma poi vi dico una cosa nell'ambito delle serie TV. Le serie TV dove c'è il mare vincono sempre. In Italia vincono sempre. Se c'è una serie TV che è ambientata e c'è il mare dietro, è già una... Poi nel caso della Puglia, che ha appunto dei posti, è anche fotogenica, capito? È molto fotogenica ed è molto varia, perché una cosa è il mare del Gargano, e una cosa è il mare del Salento, una cosa è il mare di Polignano, quindi diciamo che ha, dal punto di vista del mare, dei colori e delle sfumature che sono completamente diverse. Non dico a pochi chilometri di distanza, perché la Puglia è stretta e lunga, cioè quando uno parte dal Salento e vuole arrivare a Foggia e sta ancora in Puglia, ha fatto già una vita di macchina proprio. Una cosa... È vero. Senti Marco, io avrei piacere, ritorno appunto sempre legato al luogo, no? Alla Puglia, cioè mi stavo pensando, il nostro conservatorio è un luogo straordinario. Innanzitutto la sede, diciamo, la parte storica è in un ex convento, che è straordinario, bellissimo, tutto in pietra bianca, è una cosa veramente, uno resta a bocca aperta. La sede distaccata invece nel Teatro Radar, dove abbiamo questo teatro straordinario, tutto nuovo, messo nuovo, tecnologia, poltrone meravigliose, parquet, e appunto lo studio di registrazione, la sala, il banco di missaggio, cioè è veramente un fiore all'occhiello. Mi incuriosisce molto, perché il conservatorio dove ho studiato io, l'Aquila, che purtroppo ora è crollato col terremoto, era in un convento. Santa Cecilia anche era un convento a Roma, effettivamente. Quella però è stata la fortuna, ma anche la sfortuna del conservatorio di Monopoli, perché la fortuna perché negli anni 90 ci siamo trasferiti in una sede un po' più agevole, perché prima era una sede ancora più bella probabilmente del convento dove siamo adesso, perché era veramente affacciata sul porto di Monopoli, il porto vecchio di Monopoli, ed era un palazzo antico di Monopoli in stile veneziano, perché Monopoli era stata anche un territorio della Repubblica di Venezia, e quindi era un posto meraviglioso, ma inidoneo per farne un conservatorio. Poi siamo arrivati in questo convento che è bellissimo, ha la sua storia, ha passato le sue vicissitudini, perché poi da convento era stato trasformato in caserma dei militari, quindi ci sono anche i passaggi da uno stile monacale a una caserma di militari, insomma. Ma le aule dove anche Pierluigi opera diciamo settimanalmente sono le celle dei monaci, quindi sono piccole, sono non acusticamente al massimo. Però quindi i famosi esami in clausura dei compositori, le celle erano perfette. erano perfette. Però che devo dire che anche per me che faccio la lezione frontale, nella cella c'è questo, insomma, c'è questa aurea così di appunto di sacrificio, di studio, e quindi ci si immerge quindi, proprio. Io direi di fare l'ultima domanda, la nostra, in questo caso non classica, perché fuori un po' da quella che facciamo solitamente, perché
non chiediamo la famosa migliore canzone originale secondo Giampaolo, ma in questo caso gli chiediamo: Giampaolo, qual è la colonna sonora per te emotivamente, affettivamente più particolare, più bella, che ti piace anche ascoltare e riascoltare? Faccio troppi torti dicendone una, perché il cuore è Armando Trovaioli. Qualsiasi colonna sonora di Armando, anche quelle diciamo minori. E poi Morricone sicuramente è stato un altro genio, lasciando Nino Rota a parte per ovvi motivi di partigianeria. Vabbè, Rota, Morricone e Trovaioli, dove peschi bene, quindi direi che il tema di Giuditta va bene, no Giampaolo? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Okay. Per concludere una giornata di lavoro poi è il massimo. Guarda, per dirne una su tutti, anche Salvatore Accardo l'ha incisa, l'ha voluta, se l'è fatta arrangiare, l'ha incisa, l'ha inserita in un suo disco con la sua orchestra d'archi con cui gira il mondo, ma per dire quanto è bello e quanto è accattivante quel tema, quel brano, è straordinario. È uno dei temi più conosciuti all'estero. Brevissimamente, soltanto facendo un legame anche con il discorso del Sud-Estival che abbiamo fatto prima, siccome giustamente Marco diceva dove caschi bene tra Trovaioli, Morricone e Rota, io mi sono permesso quest'anno, nel consegnare il premio al vincitore di quest'anno, di fare un appello a quelli che scrivono o producono dei film, di avere più coraggio e di avere soprattutto fiducia nei musicisti e nella musica, perché negli ultimi anni nei film che ci hanno fatto vedere la musica o è assente o è qualcosa di complementare e anche fatta male dal punto di vista tecnico. Quindi dopo aver avuto degli esempi che hanno reso immortali i film, non le musiche sono diventate immortali per i film, esatto. Non possiamo arrivare all'eccesso opposto, che la musica, se non c'è, non fa danno a nessuno. Per me queste parole sono proprio, capito, una dolce melodia, dolcissima, perché questa è proprio credo che Giampaolo mi stia portando via la sedia da battitore libero in questa trasmissione. Anche perché questa sciabolata l'ha data alla fine, proprio così en passant, proprio con grande... L'ho data alla fine anche al Sud-Estival, anche lì sono rimasti un attimo così, perché insomma... L'ho detto, io lo dico sia da musicista che da direttore del conservatorio: dovete avere fiducia e soprattutto dovete avere più rispetto della musica, anche perché se no che insegniamo a questi ragazzi che dopo dove vanno a fare cosa, se la musica nei vostri film la scrive un computer o la scrive qualsiasi persona che spinge un bottone. Dobbiamo difendere, come ha detto il nostro caro amico David Sit, il cineasta francese, la IA, l'intelligenza artistica, non quella IA artificiale. Ecco. Comunque, con queste parole definitive del maestro Schiavo, a proposito della musica per immagine, la scena attuale, che io le lascerei riecheggiare in questa puntata, noi salutiamo appunto il maestro, grazie, perché non è stato... Grazie a voi, è stato piacevolissimo e interessantissimo. Grazie. Alla prossima e buon Sud-Estival e buon tutto per quanto riguarda il Conservatorio di Monopoli. Grazie Giampaolo, a presto, ciao. Ciao Pierluigi, ciao Massimo. Ciao. Grazie, ciao.